E grazie anche a questa manifestazione si fa turismo anche culturale e Gianni Giacometti, Silvano Bertolini e Michela Divora hanno scritto questo libro a 3 mani, Turismo lento in Friuli Venezia Giulia, l'escursione dal tuo punto di vista. Ci sono 40 bellissimi itinerari. Chi è che parla Parla lei, buonasera. Buonasera, sono Silvano Bertolini, uno dei 3 autori del libro. Noi è da parecchi anni che collaboriamo insieme, abbiamo un gruppo Facebook, dove abbiamo ormai 13.000 iscritti, abbiamo un sito internet che raccoglie più di 300 itinerari e la prosecuzione logica ci è sembrato quella di raccogliere una quarantina di itinerari e di scrivere un libretto, no? Ecco, questo perché? Perché il nostro scopo è quello di far conoscere il nostro bellissimo Friuli. Infatti i nostri sentieri abbracciano il Friuli a 360 gradi, passiamo dal mare alla montagna, qualcosa anche oltre il confine, Slovenia, Austria e Veneto, però sempre legato il Friuli per qualche motivo. Stessa catena montuosa, stesso fiume, insomma qualcosa che ci leghi. Ecco, senta, ma questi racconti, voi questi percorsi li fate a piedi, in bicicletta? Sì, tutti fatti a piedi da noi e dai nostri collaboratori che ci aiutano mandandoci i loro itinerari che noi controlliamo e mettiamo sul nostro sito. Senti, gli altri 2 chi sono? Sono Gianni Giacometti e Michela Divora, gli altri 2 che hanno scritto il libro. Quindi voi lo dedicate, vedo, Michela scrive, per te escursionista che vuoi concentrarti sulle meraviglie della natura e le bellezze del territorio del Friuli Venezia Giulia. Non dovrai preoccuparti del percorso, farai un cammino fuori e dentro di te. Siamo ogni tanto distratti, nel senso che voi forse ci aiutate a guardare le cose belle che ci circondano, no? Magari guardiamo questo aggeggio qua, ma non guardiamo le bellezze che... Esattamente, i nostri itinerari hanno una traccia GPS che l'escursionista può tranquillamente seguire con le app dedicate tenendo il cellulare in tasca. L'app suona quando si esce dal sentiero e quindi può concentrarsi più sulla natura o sui suoi pensieri comunque. Quando è uscito questo libro? Così. Questo libro è uscito da poco, diciamo poco, una ventina di giorni. Ha già un discreto, ha avuto un discreto seguito, insomma, nel senso che siamo andati veramente coi piedi di piombo perché siamo autofinanziati e di conseguenza avevamo un po' il timore di fare un buco nell'acqua. Invece effettivamente abbiamo già dovuto fare una ristampa. Siamo abbastanza contenti e vediamo che c'è veramente già chi l'ha preso è veramente rimasto soddisfatto. Quindi turismo lento in Friuli Venezia Giulia, l'escursionista dal tuo punto di vista. Grazie. A voi. Asso di Gorizia chiede gentilmente dove può comprare il libro dei sentieri pubblicato di recente. In libreria? Aspetti che non ha il microfono, in tutte le librerie, lo dico io. In tutte le librerie anche online. Anche online.